All'Exme di Pirri si è svolto l'incontro con Gerardo Colombo, uno dei magistrati del pool che ha condotto negli anni 90 l'inchiesta a Mani Pulite, il servizio. Se le persone che vengono, che stanno ai vertici dell'organizzazione sociale, non rispettano le regole, è perché chi li ha scelti, coloro che li hanno scelte, anche loro hanno un rapporto problematico con le regole, no? Gerardo Colombo, nell'incontro promosso a Pirri, all'Exme si sofferma sull'educazione alla legalità, che non è un percorso pianeggiante ma un cammino irto di ostacoli. Il confronto è stato organizzato dalla Fondazione Domus de Luna di Ugo Bressanello nell'ambito del ciclo di conferenze Un giorno migliore sarà. Domus de Luna si occupa principalmente dell'assistenza e del reinserimento sociale di minori in difficoltà. Gerardo Colombo, già magistrato del pool Mani Pulite e oggi componente del consiglio di amministrazione della RAI, ha offerto, nell'incontro che si è svolto a Pirri, un contributo prezioso. Il politico più noto, ma anche quello che più ha inciso nella storia della Germania del dopoguerra, Helmut Kohl, a un certo punto è stato accusato di aver preso soldi per il suo partito. Da quel momento è scomparso, nel senso che si è dovuto dimettere, nessuno è scomparso, no? Dalla vita politica è stato completamente emarginato. In Italia succede lo stesso. Non è che in Italia succede il contrario. Il confronto si è svolto all'Exme, l'ex mercato del quartiere Santa Teresa, oggi grazie alla Fondazione Domus de Luna, pienamente recuperato dopo anni di incuria e abbandono. Uno spazio in cui molti giovani trovano una buona strada e queste immagini, girate dal promettente gruppo di Exme TV, lo dimostrano.